Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Iniziamo con la cronaca. 2 ragazze di 18 e 19 anni sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali in piazza Indipendenza a Palermo. L'automobilista dopo l'impatto è fuggito. Le 2 ragazze sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate all'ospedale civico. Sono in osservazione ma non sarebbero in pericolo di vita. Si cerca il pirata della strada. Oltre 13.000 euro in contanti con banconote di piccolo taglio provento dell'attività di spaccio. Lo hanno scoperto i carabinieri di Ragusa a seguito dell'attività di indagine che ha portato alla perquisizione in casa di un giovane 17enne ragusano. Alimenti in cattivo stato di conservazione, carenze igieniche in ristoranti a Gela e Ortigia, oltre 600.000 euro di sanzioni per violazioni anche nelle RSA tra Siracusa e Caltanissetta e il bilancio dell'attività dei NAS di Ragusa. Tornano in piazza i disoccupati palermitani percettori del reddito di cittadinanza dopo la nuova stretta del governo Meloni sulla misura. I disoccupati tra i 18 e i 59 anni che possono lavorare e non hanno a carico minori, disabili o anziani perderanno il sussidio nel 2023 dopo 7 mesi. O il governo mette in campo un piano di sviluppo in Sicilia o l'unità nazionale è soltanto una barzelletta, dice Toni Guarino, portavoce della protesta. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.